Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti. Questo è il titolo che ci terrà compagnia in questa puntata e anche nelle prossime. Ed è infatti questo è il tratto originale della nostra scelta relativamente a questo spartito, e cioè la volontà di andarlo ad approfondire in più di un appuntamento. E beh, la ragione che ci ha spinto a scegliere questa modalità sta nel fatto che l'opera di Donizetti e Felice Romani sceglie una angolatura, una prospettiva certamente accattivante, ma parziale di quella che è la storia della parabola esistenziale di questa donna. E invece io credo sia importante, proprio per cogliere meglio questa parabola particolare della vita di Lucrezia Borgia, e questo momento che è stato scelto dal librettista e da Victor Hugo, che fu colui il quale scrisse la tragedia a cui si ispirò appunto Romani. Beh, e credo sia interessante andare a cogliere gli elementi di continuità e di diffrazione tra appunto la biografia vera di Lucrezia Borgia e quella che è stata scelta come filo conduttore della nostra partitura. Ecco, per fare questo probabilmente una puntata sola non sarebbe stata sufficiente, anche perché noi vorremmo in qualche modo presentare degli ascolti che possano in qualche modo condire con maggiore interesse il nostro stare assieme. Beh, quali possono essere gli elementi di continuità che caratterizzano biografia, cioè storia reale del personaggio, e poi invece produzione del libretto e della partitura? Beh, anzitutto si è scelto così, il carattere lascivo, se vogliamo, del personaggio, la critica morale a cui ci si è spesso rivolti pensando a Lucrezia Borgia, un personaggio quindi dissoluto, come dissoluta è stata considerata la sua famiglia nella storia. I Borgia sono famosi per essere stati personaggi dalla moralità dubbia, ma scopriremo come in effetti, e questo è anche un po' il motivo per il quale io credo sia importante fare un piccolo esame di carattere storico, beh, scopriremo come certamente con l'occhio nostro della modernità, questo utilizzo dei valori molto discutibile costituisce argomento di discussione, ma certamente per poter giudicare il personaggio dovremmo anche andare a considerare il contesto storico nel quale la stessa Lucrezia Borgia nasce e vive. Tanto per riassumere un po', per chi non conoscesse, insomma, la vicenda biografica di Lucrezia Borgia, qualcuno disse, se non erro Guicciardini, fu figlia, amante e nuora di un papa. Beh, già questo potrebbe essere un elemento che ci lascia sconcertati, ma se noi pensiamo a quella che era la realtà a cavallo tra 4 e 500, cioè il periodo nel quale visse Lucrezia Borgia, beh, scopriremo che veramente questi valori un po' sovvertiti della società erano abbastanza ordinari, e anzi saranno anche l'argomento che infuoca queste pagine di Victor Hugo e poi anche di Donizetti. Beh, io credo appunto ci si possa dedicare proprio a percorrere la storia di Lucrezia Borgia. Beh, anzitutto questa partitura, beh, lo diciamo prima, dedicandoci per un attimo alla musica, per tornare poi alla storia. Beh, una partitura che è stata composta e realizzata nel 1833 sul libretto dicevo, di Felice Romani, suggellò e concluse sostanzialmente il rapporto tra i due, cioè tra Romani e Donizetti, tuttavia l'argomento venne tratto dall'omonima tragedia di Victor Hugo, che scelse in qualche modo la parabola conclusiva della vicenda biografica di Lucrezia Borgia, e cioè quella fase del terzo matrimonio, quello con Alfonso d'Este,
che appartiene appunto anche al compito dei personaggi dell'opera stessa, anzi ne è protagonista, ma poi travisa alcuni sviluppi dando un orientamento sicuramente molto originale, e cioè potremmo dire che l'opera di Donizetti è incentrata sul rapporto più che con il duca Alfonso d'Este e con il figlio Gennaro, che è sicuramente uno dei tanti figli che ebbe Lucrezia Borgia, e figlio che non conosce l'identità della madre, ma che si innamora della madre stessa e probabilmente forse anche è ricambiato. Questo per dire quanto il carattere lascivo, o se vogliamo, insomma, la critica e la crisi dei valori anche nell'opera di Donizetti e Romani sia mantenuta in maniera piuttosto evidente. Quindi la vicenda si occupa principalmente di questo rapporto difficile tra madre e figlio, ma poi presenta dei personaggi che in effetti nella biografia di Lucrezia realmente, hanno realmente condizionato la propria vicenda esistenziale. E quindi non solo Gennaro, che sicuramente può rappresentare uno dei suoi tanti figli, ma evidentemente il duca d'Este che dicevo prima è stato il suo terzo marito, e poi anche la famiglia Orsini che in qualche modo è stata, ha incrociato la propria sorte con quella dei Borgia. Noi tutti conosciamo probabilmente la fama della famiglia Borgia come una fama insomma, caratterizzata da vicende oscure, non solo moralmente oscure per quanto riguarda i matrimoni incrociati, ma soprattutto direi anche per gli omicidi che sono stati commessi per sostenere la causa della famiglia medesima. E tutti abbiamo in mente, più che Lucrezia, probabilmente il fratello di lei, cioè Cesare Borgia, perché ce ne parla Machiavelli nel suo De Principatibus, nel suo Principe del 1513. E quindi sul personaggio del Valentino, o appunto Cesare Borgia, abbiamo sicuramente le idee tradizionalmente più chiare. Lucrezia Borgia era sorella, si diceva appunto del fatto che è stata figlia di un papa, e precisamente di Alessandro VI Borgia. Ma direi che potremmo percorrere un po' appunto la storia di questo personaggio, perché grazie a questa parabola forse potremo apprezzare meglio lo squarcio che ci è offerto dall'opera poi di Donizetti. Allora, anzitutto io qui ho riportato, come vedete, lo stemma della famiglia Borgia. I Borgia sono una famiglia di origine spagnola che si è trasferita poi in Italia, e appunto Lucrezia visse praticamente tutta la sua vita appunto in Italia. Una famiglia quindi che già riferendoci ad Alessandro, il Papa Alessandro VI, al secolo, Rodrigo Borgia è già imparentato con gli ordini cardinalizi e pontificali, no? E che riuscì a raggiungere la carica di cardinale già all'età di 25 anni, cosa per noi oggi sconvolgente, ma allora era assolutamente possibile. Lucrezia Borgia nacque nel 1480 e vedete morì nel 1519. Io ho voluto sottolineare questa epoca perché direi che è fondamentale nel nostro dibattito. Se noi pensiamo a ciò che nell'arte figurativa, nell'architettura, è avvenuto in questi 39 anni di vita di Lucrezia Borgia, certamente possiamo riconoscere probabilmente in questa epoca forse la nostra massima fortuna di italiani. Le nostre città, molte delle nostre città hanno ricevuto tutto ciò che oggi possiedono proprio in questo periodo della storia, cioè tra 400 e 500. Siamo in piena epoca rinascimentale e quindi non sta a me certamente andare a
elencare tutte le grandi opere che sono state compiute in Italia in quegli anni. Ma la cosa che credo possa essere più interessante è considerare il fatto che proprio questo apogeo straordinario della cultura e dell'arte figurativa poi in particolare, ma io potrei aggiungerci anche comunque lo sviluppo musicale, che in Italia si avvertì in quegli anni, coincise esattamente probabilmente con la fase nella quale la stessa Italia visse il periodo più tragico, più diciamo difficile dal punto di vista proprio della politica e quindi dell'unità nazionale. L'Italia era composta, la penisola italica era composta da una serie infinita di principati, di piccoli staterelli sostanzialmente indipendenti, ma tutti che ruotavano attorno a grandi personalità, tra le quali appunto lo stesso Papa, e l'idea di una unificazione nazionale era sicuramente molto lontana, molto più lontana di quella che era invece una sostanzialmente realtà nel mondo d'Oltralpe. Pensiamo alla Francia, pensiamo all'Inghilterra e comunque anche alla stessa Spagna. Quindi una realtà politica che nonostante la pace di Lodi del 1454 avesse tutelato per quanto riguarda così il limite dato dalle guerre che non si erano combattute per un quarantennio, beh, però in realtà insomma, la vita politica italiana era assolutamente una politica frastagliata e dominata da invidie e a desideri di autorità da parte di vari ordini costituiti. E poi, beh, c'è da aggiungere anche, insomma, la crisi morale di cui si è parlato, che porterà, come è noto, proprio alla fine della parabola esistenziale di Lucrezia Borgia, cioè nel 1517, all'inizio della riforma e quindi della critica nei confronti dell'istituzione ecclesiastica romana. Quindi massima, diciamo, crisi istituzionale e morale unita alla massima espressione invece della cultura. Un binomio, anzi direi una coppia ossimorica, veramente strana, ma sicuramente interessante da sottolineare. E questa fu la fase nella quale appunto la nostra Lucrezia Borgia realizzò la propria parabola esistenziale. E questo credo sia importante nel nostro dibattito. Si diceva prima che costei fu figlia di Rodrigo Borgia, al secolo Rodrigo Borgia, poi divenuto Papa Alessandro VI. C'è da dire che quando nacque Lucrezia, comunque Rodrigo Borgia era cardinale. Ebbe numerosissimi figli, non solo da una donna, ma da più di una donna. Vedremo adesso anche chi era appunto la madre di costei, anzi credo di averla riportata, sì, c'è Vannozza Cattanei, che era una donna che, come vedete, anche aveva una decina d'anni meno del futuro pontefice, ma che peraltro aveva un altro marito e che quindi venne poi anche ripudiata successivamente, tant'è che dopo aver dato la luce comunque oltre a Lucrezia anche il fratello Cesare, il famoso Valentino, e anche un altro figlio, poi venne ripudiata dallo stesso pontefice a favore invece di Giulia Farnese, che era una ragazza praticamente quasi coetanea della figlia e che insomma apparteneva a una famiglia altolocata dell'ambiente romano, una famiglia di possidenti terrieri, insomma, che avevano delle campagne e che diede poi anche al soglio pontificio degli esponenti importanti. Lo stesso fratello di Giulia Farnese diventerà il futuro Paolo III e che venne nominato cardinale dallo stesso Alessandro VI. Ebbene, insomma, il carattere
particolare sicuramente delle scelte morali di questo pontefice non credo possa essere discusso, ma consideriamo che insomma, il pontefice prese sostanzialmente una ragazzina come Giulia Farnese come propria amante tra le tante che la ebbe, che egli ebbe. Ecco, Giulia Farnese un po' veniva anche presa un po' in giro nell'ambiente romano, venne addirittura definita la sposa di Cristo, perché tutti sapevano che fosse l'amante ufficiale del pontefice. Ehm, il Valentino Cesare Borgia, credo che su di lui poco si possa aggiungere a quello che generalmente si conosce, un uomo dalla moralità abbastanza nota, tant'è che venne utilizzato proprio da Machiavelli nel suo De Principatibus, nel suo Principe, per esprimere attraverso le qualità di Cesare Borgia quelle che sono in realtà le qualità di colui il quale deve gestire la cosa pubblica. Ebbene, Cesare Borgia probabilmente ebbe anche una relazione con la sorella, ma credo vada ricordato il fatto che il Papa, cioè il padre Alessandro VI, abbia cercato di utilizzare, oltre che, come vedremo, ovviamente i matrimoni di Lucrezia, anche quello di Cesare Borgia. Infatti riuscì a far andare in sposa a Cesare una nobildonna francese legata alla corona appunto francese, proprio per cercare di unire le forze tra quelle del papato e quelle appunto della corona di Francia contro le volontà egemoniche degli stati italiani. La fine di Cesare Borgia fu anche abbastanza prematura, morì nel 1507 in Spagna insomma fu un personaggio, come è noto, insomma, di cui credo non valga neanche la pena in questo contesto andare a fare troppe analisi, ma sicuramente era il fratello di Lucrezia, questo è importante. Giovanni Sforza fu il primo marito che venne assegnato a Lucrezia dal Papa direttamente, cioè dal padre, nel 1493, cioè quando Lucrezia aveva 13 anni. Quindi venne dato come marito un uomo che aveva 14 anni più di lei e che apparteneva alla famiglia degli Sforza. E la ragione chiaramente di questa scelta è legata al fatto che nel 1493 c'era ormai imminente la possibilità per Carlo VIII di scendere in Italia, cosa che avvenne, come è noto, nel 1494, e attraverso questo matrimonio il pontefice intendeva allearsi con il Ducato di Milano in modo tale che fosse impedito questa discesa di Carlo VIII, comunque non arrivasse sino all'ambiente romano e fosse preservato invece il suo rapporto con il Regno di Napoli. Non appena il pericolo di Carlo VIII, della discesa di Carlo VIII, venne assorbito, come forse saprete, Carlo VIII ritornò in Francia, nonostante fosse riuscito a passare Firenze, poi anche Roma e giungere a Napoli, però tornò in patria praticamente a mani vuote. Terminato questo pericolo, il pontefice pensò bene di regolare i propri rapporti con il Ducato cioè con il Regno di Napoli, dando in sposo della propria figlia, o chiedendo in sposo della propria figlia, niente meno che Alfonso d'Aragona, il quale era un ragazzino, come si può vedere anche da questa immagine, credo di Pinturicchio peraltro. Insomma, Alfonso d'Aragona era un giovanissimo ragazzo che però fece anche una fine tragica per mano probabilmente dello stesso Cesare Borgia insomma, in questo modo si doveva cercare di rendere molto più vicine le istanze
dello Stato della Chiesa con quelle del Regno di Napoli. Quando anche questa vicenda venne a concludersi, l'ultimo matrimonio che venne imposto alla nostra Lucrezia Borgia fu quello con Alfonso d'Este. E lì questo matrimonio era legato al fatto che negli ultimi anni del pontificato di Alessandro VI, Borgia, si cercava o si sia cercato di accaparrarsi anche il dominio dell'Emilia-Romagna. E, presso la corte estense di Ferrara, Lucrezia Borgia probabilmente raggiunse visse gli anni migliori perché venne apprezzata dai ferraresi per la sua classe, per la sua bellezza probabilmente, ma anche per le sue doti e per le sue qualità. È bene sottolineare come in effetti tutta la biografia di Lucrezia Borgia sia caratterizzata da una quantità innumerevole di gravidanze, peraltro una delle quali aveva anche caratterizzato il periodo romano e insomma aveva anche determinato parecchi omicidi da parte di chi stava intorno a questa donna, in primis Cesare Borgia. Famoso è l'omicidio che era avvenuto se non erro nel 1998 di Perozzo, che era un assistente del Papa che appunto venne assassinato perché si venne a sapere che una delle gravidanze della Borgia erano state determinate appunto dal suo rapporto dal loro reciproco rapporto. Invece presso la corte estense lei venne sostanzialmente apprezzata, visse degli anni anche decisamente buoni e la nostra vicenda è ambientata in questa epoca. Il padre di Alfonso d'Este, Ercole d'Este, non era affatto d'accordo sul fatto che il figlio prendesse in sposa Lucrezia Borgia, anche perché la sua fama, insomma, era stata abbastanza particolare e si conoscevano, insomma, anche le sorti dei suoi mariti precedenti. Tuttavia non si poteva certo dire di no al Papa nel 1502, un anno prima della morte no scusate, ovviamente di Alessandro Borgia. E quindi il tutto venne accettato. Negli ultimi anni della sua vita lei visse una crisi successiva alle numerosissime gravidanze, molte delle quali peraltro non vennero nemmeno portate a termine, tant'è che insomma visse in maniera abbastanza segregata, visse lontana un po' dall'ambiente frivolo della società di allora, anche perché insomma venne lasciata l'attività di uomo d'armi del marito e lei insomma ebbe una fine piuttosto tragica alla sola età comunque di 39 anni. Ecco, questa è la parabola un po' esistenziale di questa donna che credo insomma meriti di essere conosciuta perché bisogna ricordarci che appunto Donizetti, come dicevo all'inizio, nella sua opera ci parla di quest'ultima fase, cioè del suo rapporto con Alfonso d'Este e con uno dei suoi figli. Dicevo prima della famiglia Orsini, vedremo che un personaggio di quest'opera sarà proprio Maffio Orsini. Anche questa sarà una famiglia che darà una famiglia romana molto legata al mondo cardinalizio e anche al soldo pontificio. Insomma compare insomma, questo personaggio anche nella nostra vicenda. Bene, io direi che oggi ci fermiamo su questo punto lasciandoci con un ascolto. Io ho pensato di proporvi l'ascolto della prima aria di Lucrezia, nella quale in sostanza Lucrezia si trova dinanzi al proprio figlio, che è ignaro di chi sia la propria madre, e lei lo guarda dicendo che mai vorrebbe che scoprisse la sua vera identità e
sapendo anche che lui si dichiarerà poi innamorato di quella che in realtà è la sua stessa mamma. Insomma, le parole sono molto suasive, suadenti, se vogliamo. Immaginiamo lui dormiente e lei che accarezza questo sogno, di vedere intanto il proprio figlio e di poter dedicare a lui delle parole. È una classica melodia nello stile proprio donizettiano, tardo belliniano se vogliamo anche, su delle parole che sono sicuramente quelle che Felice Romani sapeva sicuramente dedicare a questi momenti. E dice esattamente questo, io vi faccio vedere questo libretto un po' datato, ma che ci consente appunto di seguire anche nel testo questa evoluzione. E dice: com'è bello, riferendosi evidentemente a Gennaro, quale incanto in quel volto onesto e altero. No, giammai leggiadro tanto non s'è il finse il mio pensiero. L'alma mia di gioia è piena, or che al fin lo può mirare. Io sono felice di poterlo vedere, ora che lo posso contemplare da sola. Mi risparmia, o ciel, la pena, risparmiami, oh Dio, la pena, che mi debba un disprezzare, il dispiacere che lui un giorno mi possa disprezzare per quello che ho fatto e per quello che sono. Se il destassi, cioè se lo svegliassi, no, non oso né scoprire il mio sembiante, non posso rivelarmi per quello che sono. Pure il ciglio lagrimoso terger debbo, un solo istante, mi devo asciugare le lacrime, perché questo potrebbe generare sicuramente il sospetto di lui. Nel frattempo passano poi dei personaggi che vi presenterò la prossima volta, facendo dei commenti e scoprendo effettivamente che si tratta della nobildonna ferrarese, cioè Lucrezia. Mentre geme il cor sommesso, mentre io piango a te dappresso, dormi e sogna, o dolce oggetto, sol di gioia e di diletto, e un angel tutelare non ti desti che al piacere. Tristi notte e vegli amare, debbo io sola sostenere. Cioè lei si rende conto che insomma la tristezza e il problema di questa dimensione particolare della propria esistenza dovrà tenerla ancora per un po'. E, insomma, un'aria sicuramente molto interessante. Quest'oggi, la prossima volta ascolteremo gli artisti dei nostri laboratori, e quest'oggi ho pensato a questa prima romanza di farvela ascoltare ad una voce illustre, sicuramente negli ultimi 30-40 anni della storia dell'interpretazione del melodramma, Mariella De Via si è distinta come forse nessun'altra, in particolare in queste pagine. Quindi io vi lascio alla voce della signora De Via e io direi che ci possiamo dare appuntamento al prossimo incontro, nel quale ci addentreremo meglio e ancora in maniera più approfondita tra le note di Donizetti e le parole di Felice Romani. Buon ascolto, buona musica e a presto.
Ne parenti, ai panier tra i più valenti, il condurlo dopo ognarte a ferrare il mio poter. Con gridani all'alba in parte, e previene il tuo pensiero.